e ben trovati a Io Compro Siciliano Live, ancora benvenuti all'interno di uno spazio che racchiude 270.000 e più persone che amano il Made in Sisi e che amano i siciliani e la Sicilia tutta. Oggi parleremo di talento, anzi lo scopriremo questo talento, perché collegata con noi abbiamo Julie. Ben arrivata Julie, e diamo il benvenuto al suo produttore che ci raggiungerà immediatamente, che è Leo Curiale. Intanto benvenuta Julie. Grazie mille, grazie, buongiorno a tutti. Benvenuto Leo. Buongiorno a tutti. Allora, parto dai complimenti. So che noi abbracciamo la Sicilia tutta, però vedo Julie vestita di rosa nero e il mio cuore si scioglie, quindi complimenti per questo, ma... Grazie, non è stato un caso forse? No, è stato un caso. Bello, bellissimo, bellissimo, comunque ottima scelta. Non so se il tuo Grazie, produttore a consigliarti anche in termini di stile, di musica, sicuramente di abbigliamento non lo so. No, di stile no, evitiamo. Julie, che abbiamo sentita noi, perché parlo ovviamente della bella grande famiglia di Io Compro Siciliano, che abbiamo sentita dal vivo giovedì sera all'interno di Sicily On Air, in diretta dal Mob di Palermo con la conduzione di Vincenzo Canzone, e ti abbiamo sentita esibirti dal vivo e sei stata veramente bravissima. Grazie mille, grazie a voi per la possibilità che mi avete dato in questo periodo in cui tutto ciò, diciamo, non è possibilissimo, quindi vi ringrazio, è stato veramente figo, soprattutto cantare la mia canzone per la prima volta dal vivo. Eh sì, tra l'altro ancora in piedi, la riascolteremo fra poco, la vedremo anche, avremo modo di vedere il video di questo brano. Intanto però oggi, oltre a raccontare, a sentire il brano, avremo modo di parlare meglio di te, Julie, del tuo percorso, di parlare della figura del produttore musicale, perché Leo, tu fai un mestiere particolare e con i tantissimi, mi rivolgo qui anche ai tanti giovani che provano a proiettarsi nel mondo della musica, che hanno voglia di esprimere quello che sentono, quello che ritengono essere il proprio talento, sapere chi sei tu, qual è il tuo ruolo è importantissimo e fondamentale, perché tu sei una guida. Esatto. Guarda, il produttore musicale probabilmente mai come oggi è stato, diciamo così, importante come figura. Questo perché, sai, oggi c'è comunque una produzione musicale veramente enorme. Ogni giorno escono tantissimi brani. Quindi la differenza tra un artista e un altro, quindi il fatto di spingerlo e di portarlo avanti, non lo fai più soltanto con la bella voce, un po' come era un tempo, no? Ma lo fai con tanti altri elementi che diventano comunque chiave nel percorso artistico, cioè la personalità di un artista, la voce ovviamente particolare e soprattutto anche la produzione musicale, che deve essere comunque fresca e deve essere un vestito che deve appunto contraddistinguere quell'artista e renderlo assolutamente riconoscibile. Quindi oggi come oggi, infatti, se vedi, la figura del produttore musicale diventa davvero centrale. Ad esempio, un esempio è tipo quello di Dardust, no? Che a quest'ultimo festival ha presentato qualcosa come 9 brani, 10 brani, ora non ricordo quanti siano, e che lui stesso si è presentato lì come artista pure, no? Come ospite. Questo ti fa capire come il produttore musicale sia proprio diventato centrale oggi come oggi. E come hai detto tu, effettivamente deve essere una guida, perché quando si parla di produzione musicale non si parla soltanto di arrangiamento di brani, altrimenti quello sarebbe soltanto l'arrangiatore. Ma produttore musicale significa appunto prendere un giovane, guidarlo, dargli una strada e fargli capire qual è il suo percorso. E noi, devo dire, siamo investiti da questo compito così a volte delicatissimo, perché sai, a volte ti confesso che non dormo di notte quando devo arrangiare un brano, perché dico, ma sto facendo bene, sto scegliendo il percorso giusto, adatto per questo brano. A volte diciamo il feedback è positivo, altre volte magari bisogna cambiare un po', come dire, virare un po' in corso d'opera, no? Certo. È una responsabilità.
è una Giulia, tu responsabilità, è una assolutamente. grande responsabilità. Giulia, tu hai appena 20 anni, hai sempre avuto a che fare con la musica fin da bambina, hai preso lezioni Sì. non solo di canto, ma anche di danza, di recitazione, suoni anche il pianoforte, ti metti lì a scrivere i tuoi brani. Qual è stato il passaggio che ti ha portata dal vivere tutto questo per te stessa al punto in cui ti sei sentita pronta di presentare al pubblico i tuoi brani? Il passaggio è stato molto, molto critico, è stato burrascoso, soprattutto nella mia mente, perché io scrivo brani da quando sono maggiorenne, quindi da quando ho 18 anni. Ho scoperto questa mia È passione, vietato prima... farlo prima dei 18 anni. Magari. Insieme alla No. patente c'è il patentino per scrivere la musica. Esatto, esatto. Proprio nello stesso periodo, infatti, ho preso sia patente che patentino per scrivere la Vedi? musica. No, è stato più che altro per caso, anche per gioco, perché mi sono voluta mettere in gioco, soprattutto perché non credevo di essere capace a scrivere. Invece mi sono ritrovata a saperlo fare, almeno credo, almeno ci provo. E sono stata subito molto orgogliosa di me, però ho voluto nascondere questa mia, mia cosa, quindi ho voluto nascondere anche le canzoni che scrivevo fino a quando, dopo i primi mesi di università, mi sentivo un po', non lo so, mi ero lasciata un po' andare, avevo un po' abbandonato la musica e non volevo abbandonarla assolutamente, anche se continuavo a scrivere, ma lo facevo nella mia stanza, nella mia cameretta, di giorno, di notte, era proprio una costante, quindi Anche tu ho nottambula, deciso. ok, quindi abbiamo capito Sì, già una cosa che nottambulissima, avremo in comune. nottambulissima. Infatti poi, spoiler, la canzone parlerà di questo. Allora, ho deciso di pubblicare una mia canzone su Instagram proprio per uscire da questa bolla che mi ero creata da sola. E da lì ho conosciuto Leo, che è stato subito per me una guida, assolutamente, e grazie a lui sono arrivata qui, grazie a lui e Carioca Records e a tutte le Eliana, persone che guarda, io lavorano. voglio raccontarti una cosa così magari divertente. Considera che Giulia talmente è, diciamo, come dire, talmente era, devo dire, e lo è forse ancora ora, magari timida, che i suoi Mhm. genitori non ascoltano i brani se non vengono qui da me, guarda. Cioè sono io a farli Oh, ascoltare, ma... lei non li fa ascoltare E nemmeno poi, i suoi genitori. no, e poi infatti, poi dico, ma perché? Cioè, io non voglio, perché glieli devo far ascoltare? Ma scusami, fammi capire, la tua stanzetta è insonorizzata, non lo sentono a casa ogni No, tanto allora quando abbiamo, provi? abbiamo due, abbiamo due appartamenti, quindi per adesso Ok. sono da sola e loro sono al piano di sotto e quindi io di Lei soppiatto, di produce, nascosto. scrive. Esatto, no, devo essere da sola perché sennò non riesco veramente. Vedi, qui si scopre veramente di tutto e di più. Ha citato poco fa anche Julie, la Carioca Records, e quindi la tua etichetta, ma tutto parte anche dallo studio di registrazione, il Master Play Studio, c'è tutto un mondo dietro il tuo lavoro, Leo. Sì, 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 c'è un mondo, un bel mondo direi, un mondo che adoro praticamente e che vivo 24 ore su 24 perché allora lavoro in studio circa 10-12 ore, poi quando non lavoro qui praticamente con il cellulare continuo a lavorare e chi mi è accanto lo sa benissimo perché mando email continuamente, di notte spesso capita che scrivo le cose da fare il domani, quindi è un lavoro continuo però è un lavoro che amo e che quindi non sento assolutamente. Guarda, l'incontro con Julie esprime, se posso dirlo, proprio il concetto di Carioca Records, cioè il fatto di avere quella voglia con Carioca Records di scovare tutti questi artisti che sono nelle proprie camerette e che probabilmente non vanno a sentire nemmeno i brani ai propri genitori, scovarli, prenderli, portarli alla luce e dargli una guida ed essere poi fondamentalmente un punto di riferimento qui in Sicilia dove manca tutto, però io sempre dico che dove manca tutto può esserci tutto paradossalmente, quindi io ho anche avuto la fortuna di avere un socio che è Gianni Bini che ha subito sposato diciamo questa idea di Carioca Records, lui è un grande produttore a Viareggio dove ha pure lui uno studio pazzesco
con il quale praticamente lavoriamo continuamente, siamo ogni giorno in contatto. E quindi ecco che ho visto Giulia, è stato proprio amore a prima vista, ecco, come si suol dire, perché ha una voce talmente, come dire, talmente bella, talmente anche semplice, che è arrivata subito, anche con un brano pianoforte e voce. Me l'ha fatto conoscere un mio amico che è cantante ed è anche uno dei collaboratori fondamentali di Carioca Records, che è Gelo Riggio. Mi ha detto: guarda, ascolta questa ragazza. Ho detto: porca miseria, guarda, c'è una ragazza che è qui a 20 km da casa mia, così forte, io devo conoscerla. Ed ecco che questo è il concetto di Carioca Records, quindi sono felice davvero. E da lì poi si è aperto anche un mondo, perché mi hanno contattato tantissimi altri ragazzi, adesso nei prossimi giorni usciranno altri progetti, alcuni sono siciliani, altri no, però comunque tutti giovanissimi e tutti grandi talenti, davvero. Noi abbiamo un piccolo spot, rivediamo quello che è il nostro fulcro, il cuore che batte all'interno di tutto questo, il nostro marketplace www.iocomprosiciliano.com, e poi torniamo a parlare con Julie e con Leo Curiale, e soprattutto vogliamo ascoltare il suo brano fra pochissimo. www.iocomprosiciliano.com, lo ricordiamo sempre, facilissimo da memorizzare, e soprattutto ci sono sempre tante novità, tante aziende, tanti artigiani, tante specialità del Made in Sicily da scoprire, provare e ricevere direttamente a casa. Ma andiamo a noi. Io direi che dopo tante chiacchiere è arrivato il momento di vedere e di ascoltare Ancora in piedi. Julie, che cosa vuoi dire prima di vedere il brano? Ci sono tanti che ti ascolteranno per la prima volta. Allora, spero che questo brano possa arrivare a più gente possibile, perché anche se non sembra al primo ascolto, parla di una situazione un po' problematica. Infatti parlavamo prima di non dormire la notte e parla proprio di questo, dell'insonnia, dei pensieri che magari ti tormentano soprattutto di notte e non ti lasciano dormire, pensieri che possono riguardare il futuro, il presente, qualsiasi cosa. Quindi spero che arrivi, e spero che arrivi anche il video, arrivi la musica con le immagini, perché comunque ci siamo impegnati molto nel realizzarlo, e quindi niente, buona visione, no? Vediamo e ascoltiamo la Julie con Ancora in piedi. Guardo l'orologio, sono già le 6. Cosa ho fatto tutto il tempo non saprei. Mi accorgo che la notte è già finita, vorrei ricominciare da capo un'altra vita, ma poi penso a te e cerco di restare a fuoco nel silenzio, almeno non fa male, e cerco altri sogni, cerco altri sfoghi, ma non riesco a non pensare, gli occhi si chiudono a metà, e cerco le tue mani anche se non ci credi, penso a quando un giorno non ci sarà, tu dimmi se rimani che resto ancora in piedi, anche se la notte non dormirà, io non vedo i colori, li vedo sempre neri, non dormirò domani ma resto ancora in piedi, non dormirò. Guardo l'orologio, sono già le 6. Ancora in piedi, questa era Julie, tra l'altro ricordiamo il brano è stato prodotto, arrangiato e mixato da Leo Curiale al Masterplay Studio e poi masterizzato da Gianni Bini a Viareggio. Insomma, c'è tantissimo di Sicilia in questo brano, Leo. Tantissimissimo. Sì, tantissimo. Ma guarda, poi ti dico che abbiamo girato... Dove avete girato il video? Come?
Dove avete girato il video e quando? Allora, guarda, ti dico questo. Storia buffa. Abbiamo girato Faccio questo sempre video le domande che beccano le storielle. Allora, guarda, abbiamo girato questo video in un giorno, praticamente sempre qui a Campofranco, nel paese vicino casa mia, in una casa. Allora Giulia mi dice: guarda Leo, ho visto questa location che secondo me è fighissima, che te ne pare? Appena mi ha fatto vedere questa foto, cioè una fotografia di questa camera da letto, che è una camera da letto di una persona che ha davvero a casa, no? È la camera da letto dei nonni di mia cugina, quindi diciamo parenti, e io non sapevo che esistesse e mi Ma hanno scusami, mandato la come foto, l'hai ho detto, "No, trovata?" assurdo. Attraverso Tu mia stavi zia, cercando... sì, mia madre mi fa, guarda che hanno una camera da letto assurda. Ok, quindi tu avevi fatto partire in famiglia, fra amici e parenti, la ricerca di una camera da letto location particolare per il video, ok? Esatto, e ho detto, vediamo, mi faccio inviare la foto da mia zia, che saluto, ringrazio tantissimo per la disponibilità, e ho detto no vabbè, assurdo, perché hanno questa camera da letto con un cerchio enorme sopra il letto fatto con i LED, i LED pure nello specchio, assurdo, fighissimo, è stato amore a prima vista e abbiamo voluto subito farlo lì, girarlo lì. Abbiamo girato questo video in un giorno, io mi sono cimentato io questa volta come regista insieme con un videomaker che salutiamo pure, Salvatore Giardina, sì, infatti, della SG Production, che ci ha fornito dell'attrezzatura e tutto quello che serviva. Quindi in questo caso devo dire che ho prodotto, arrangiato, mixato, prodotto il video, guarda, ho fatto tutto io, ho fatto il caffè io durante le riprese, tutto io, guarda. Chi fa da sé fa per tre. Anche per 12. Sì. Ma sai cos'è? Che secondo me tutto ciò che rientra nell'arte è qualcosa che a me piace indipendentemente, quindi per esempio a me piace anche molto cucinare, perché dicono che cucino bene, quindi ci sta invitando a pranzo Leo, appena finisce la Zona Rosa con Julie, anche con il nostro Nicolò Acquisto, io dalla regia siamo ospiti da te, ci autoinvitiamo. Noi non ci creiamo di questi problemi, ecco. Sì, perché comunque anche la cucina è una cosa di artistico, no? Quindi Leo, ma non dimentichiamo che hai scattato tu la foto della copertina del brano. Pure! È vero, Giulia, guarda. Sì, ok, Leo, però dico, dobbiamo anche dare lavoro alla gente, che ci sono tanti disoccupati, non puoi fare tutto tu. Avevamo fretta di finire subito, prima possibile. Infatti considera che il video è stato girato in un giorno e poi un altro giorno per fare il montaggio, che abbiamo fatto pure qui in studio da me, quindi proprio è stata un'autoproduzione a 360 gradi, sì. E adesso cos'altro bolle in pentola, visto che avevamo iniziato con la metafora culinaria? Allora, noi con Giulia abbiamo già il brano pronto che uscirà a giugno. Uno nuovo? Sì. È un brano che, vabbè, non anticipo nulla, dico soltanto che ci farà ballare. D'accordo? Dico solo questo. Estivo. È molto estivo. Testo sempre tuo, Julie? Sì, sempre mio. Ok. Sì. Invece con Carioca Records, se mi posso permettere anche di fare anche un po' di promozione, ecco, a maggio, allora a fine aprile, venerdì 23, uscirà un duo di Napoli chiamato Naft Punk, sono fortissimi loro, cioè già il solo nome ti fa capire, diciamo, di che si tratta, perché è un duo che fa una musica molto particolare, urban, però con l'utilizzo dell'elettronica ed è molto particolare. Invece a maggio avremo l'uscita di De Morbelli, che secondo me è un altro nostro pezzo forte da fare ascoltare assolutamente. Allora noi ovviamente rimaniamo in ascolto, Leo, poi ci penserai tu con la nostra Marzia Monreale a trovare il momento giusto per poter raccontare anche di questi
altri brani. Assolutamente. Julie, E se sì, posso vai. rivolgere un appello pure ai giovani che vogliono fare ascoltare i propri brani, scriveteci allora andate su www.cariocarecords.it oppure cercateci su tutti i social. Noi siamo su Instagram, siamo su Facebook. Io sono Leo Curiale, cercate pure me, oppure cercate anche Giulia e tramite Giulia arrivate pure a noi. Molto spesso succede. No, perché poi comunque sai, noi Eliana diventiamo tutti una grande famiglia, ecco, questo è il bello pure, perché siamo tutti molto compatti tra noi. Sì, Julie, a te ti trovano come Julie sui social? Sì, allora su Instagram e anche TikTok mi potete trovare come Julie, quindi Julie _X official, mentre su Facebook con il mio nome di battesimo, quindi Giulia Scroppo. Ce l'hai un nome in italiano. Esatto. Così abbiamo ottenuto il mio vero nome. Sì, Giulia Io vi ringrazio ragazzi per essere stati con noi, vi faccio un sacco di complimenti perché il brano è davvero bello, Julie bravissima, quindi grazie bravo mille. a trovarla, brava Giulia ad essersi messa in buone mani per poter dare un futuro più concreto a quello che è il suo talento, che non doveva assolutamente rimanere chiuso nella stanzetta di casa. Grazie ancora Julie e Leo Curiale, ciao! Grazie mille, grazie ciao! a te, e io saluto pure Davide Morici che ci ha permesso pure di essere qui oggi ospiti vostri, e complimenti a tutti. Grazie, gli arriveranno i vostri saluti. Ciao! Ciao. E Ciao, buona giornata. ne approfitto anche per salutare tutti voi ricordandovi che Incontro Siciliano Live tornerà domani, come sempre a mezzogiorno. Ciao!